Viene vista però un po' chiusa, viene vista una città che forse si basta. Così siamo noi visti da fuori, meglio, da Roma, dove vive da tempo Lucia Venturato, uno dei cognomi del caffè, anche se lei fa tutt'altro, occupandosi da tempo di cinema. Inevitabile il ricordo ad un altro trevigiano che ha fatto fortuna a Cinecittà, Luciano Vincenzoni, che del nostro Bastarci ha fatto la trama di un film, ancora oggi emblema di Treviso. Guarda la Giancarla in giro a quest'ora. Io mi sono sempre accorta, anche quando ero molto giovane, che ci bastiamo noi trevigiani, ci sentiamo molto belli, molto bravi, molto capaci, e che è una grande forza quando sei fuori e quando ti misuri con gli altri. Però un po' chiusi, da qui l'idea di portare il suo modo di fare cinema a Treviso dopo anni di esperienza a Palermo. Così a Santa Caterina da giorni si parla con le immagini degli altri, soprattutto degli ultimi, partendo dai profughi. Insegnare la necessità dell'accoglienza. Siamo un popolo latino con grandi passioni, con grandi sentimenti, ma siamo anche strategici e dovremmo considerare il Mediterraneo e quello che viene dall'altra sponda nostro. Economia, guardando alla cultura quindi. Del resto anche Vincenzoni raccontava di tradimenti ma anche di skei, perché in fondo anche se vivi e fai fortuna a Roma, la natura trevigiana rimane sempre con te. Non ho mai abbandonato Treviso, ho tutta la famiglia a Treviso, la mia storia a Treviso, la mia educazione, la mia formazione sono di Treviso e la mia curiosità è di trevigiana. No, Milena, non pianga, forse l'ho offesa. Io non volevo. No, non sei offesa, sei orgasmo, grazie.